Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi e condividere questo utile strumento. Io ci credo molto in quello che appunto vi sto per presentare. È uno strumento che si diversifica da altri strumenti e adesso appunto ve lo illustrerò. Appunto, le reti di ascolto e di intervento per la prevenzione dello stress lavoro correlato, la promozione del benessere organizzativo e lo sviluppo della performance. Prego. È uno strumento che nasce dalla collaborazione di 5 istituzioni, sono 5 università italiane, che a seguito appunto dell'introduzione, quindi con la nuova disposizione di legge 8108, a fianco quindi alla valutazione tradizionale dei rischi, ha progettato questa rete di ascolto e intervento non solo per la prevenzione di questo rischio, quindi di stress lavoro correlato, ma anche lo sviluppo della performance e sicuramente una promozione del benessere organizzativo. Grazie. Dobbiamo iniziare però da un concetto che non ha nulla a che vedere con il benessere organizzativo, ossia il disagio organizzativo. Il disagio organizzativo è sicuramente un costrutto, un concetto per noi psicologi del lavoro significativo e ha assolutamente delle conseguenze sia appunto, come potete vedere dalla slide, costi diretti che possono essere valutati dalle aziende e costi indiretti che alla lunga possono portare a gravi mancanze. I costi diretti sono essenzialmente le assenze, infortuni, le controversie che l'azienda si può trovare a sostenere nei confronti dei propri dipendenti, le spese assicurative, i risarcimenti. Invece i costi indiretti sono tutti quei costi che, come dicevo prima, non sono percepibili oggettivamente con dei dati numerici, però alla lunga possono portare a delle situazioni di conflitto aziendale quasi di cronicità. Ossia il deterioramento del clima lavorativo, l'abbassamento della performance, quindi anche l'attenzione alla qualità del lavoro, un turnover, un assenteismo, un presenteismo. Non fa male all'azienda solo il dipendente che sta a casa dal lavoro, malato o non malato che sia. Fa male all'azienda anche quel dipendente, quel lavoratore che va in azienda anche quando magari non può dare quella qualità, quel suo apporto significativo e quindi contribuisce a della conflittualità tra le relazioni, sicuramente non porta a una qualità del clima lavorativo positivo e quindi anche il presenteismo, così noi lo chiamiamo, questa parola molto tecnica, può portare appunto a dei disagi a livello lavorativo. Si stimano addirittura 5 miliardi di euro l'anno per le spese motivate dal disagio lavorativo e non è poco. Andiamo avanti che appunto ho inserito degli esempi proprio tecnici. Il turnover. Il turnover abbiamo visto che è un costo indiretto, addirittura viene stimato in Europa una media di 7 milioni di euro per ciascun lavoratore. Per le assenze il 25% delle imprese italiane stima una perdita di oltre 70 milioni ogni anno per le assenze non pianificate. Sono costi notevoli. Poi per non parlare del costo delle assenze non pianificate, i contenziosi addirittura arrivano a 3-4 anni, per cui un contenzioso che è in piedi da 3-4 anni capite bene che oltre ad avere un dispendio economico per l'organizzazione, per l'azienda, ha sicuramente uno strascico negativo all'interno del clima aziendale, all'interno dei collaboratori e delle relazioni fra i lavoratori. Andiamo avanti, poi questi sono altri dati, l'abuso d'ufficio con sanzioni penali, cioè tutte queste sono il risarcimento, addirittura quando il datore di lavoro viene diventa responsabile per omicidio colposo in quanto vi è un nesso causale tra l'incidente mortale e dei turni massacranti. Vedete che queste cose pesano notevolmente all'interno di un'azienda e di un'organizzazione. I costi del disagio per cui si possono vedere sia appunto nell'organizzazione con assenze, presenteismo, turnover, ma anche diventano costi per l'individuo si ammala, diventa precaria la salute e ci sono anche dei costi che sono
molto distanti, non li vediamo subito ma vanno a influire, cioè i costi del sistema sanitario nazionale. Un lavoratore stressato, un lavoratore che sta male, andrà dal suo medico di base, la prima cosa che farà sarà quella di richiedere una visita specialistica, piuttosto che un approfondimento del suo stato di salute, per cui aumento dei farmaci e tutto quello che già probabilmente ne avete sentito parlare. Il disagio lavorativo dove si inserisce allora? Si inserisce in una variabile che è mutevole ed è una variabile da tenere in considerazione, ed ecco qui poi perché la rete di intervento e di ascolto si è promossa e si è mossa per aiutare le aziende. Con l'introduzione dell'8108, quindi, come dicevo prima, a fianco di rischi tradizionali, si è inserita la valutazione dello stress lavoro correlato, o meglio del disagio organizzativo, mi viene da dire. Qual è la differenza sostanziale? La differenza sostanziale è che un rischio tradizionale è un rischio tendenzialmente stabile. Mi viene a pensare il rumore, le vibrazioni. Una volta fatta una rilevazione in un'azienda, che tendenzialmente rimarrà quella con i suoi parametri, quella è un dato, abbiamo uno strumento, abbiamo un numero oggettivo da inserire all'interno del nostro documento di valutazione dei rischi, quello è, quello rimane. Ovviamente ci tuteliamo, prendiamo le precauzioni, però diciamo che l'intervento è fatto e la fotografia dell'azienda rimarrà quella per un tot di anni. La variabile del disagio organizzativo è una variabile, si dice, mutevole, ossia, proprio per la natura in sé, il fatto che prende in considerazione il disagio percepito dai lavoratori, questo non può essere fotografato precisamente, o meglio può essere fatto, perché con l'introduzione della valutazione del rischio si cerca di trovare uno strumento che abbia degli indicatori oggettivi, soggettivi, chiamiamoli intersoggettivi, che diano un significato, lo vedremo più avanti. Ma quello che è fondamentale è proprio la natura umana, cioè noi dobbiamo considerare come viene percepito il disagio in ambito lavorativo dai nostri lavoratori, dai nostri collaboratori, per cui questa fotografia sarà continuamente mutevole ed è proprio questa la criticità, il fatto di non poter individuare una condizione standard, efficace e che vada bene nel tempo. E quindi ecco la necessità di un monitoraggio continuo dell'azienda. Ad oggi l'azienda sta bene, quindi avremo un rischio, avremo determinati indicatori di rischio, domani ci può essere un evento critico, mal gestito, o anche un evento positivo che possa andare a diminuire quelli che sono gli indicatori di stress all'interno di un'azienda, e questo assolutamente andrà valutato, quindi andrà monitorato. Per stress lavorativo ne avete sentito parlare molte volte. Lo stress è una cosa che interessa un po' tutte le organizzazioni, in tutte le aziende c'è un margine di rischio, un margine di stress. Lo stress è un po' anche l'attivazione, quell'energia che ci fa muovere, alzare la mattina, che ci fa amare il nostro lavoro. Lo stress ci fa bene. Noi psicologi lo distinguiamo tra eustress e distress. L'eustress è appunto uno stress che ci attiva e ci fa provare soddisfazione, ci fa crescere all'interno del nostro gruppo di lavoro. Il distress invece è un pochino più problematico, ossia la variabile qui che entra in gioco è sicuramente la variabile del tempo. Quando si cronicizza una situazione, non si prendono dovute precauzioni e si cerca di portare avanti delle situazioni che sono poco consone ai lavoratori, il tutto diventa di stress, quindi crescono degli indicatori di stress negativi. Sempre con l'introduzione dell'8108, la commissione consultiva permanente che va a dare indicazioni per quanto riguarda questo rischio ha dato delle linee guida a cui le aziende e le organizzazioni devono attenersi, almeno una valutazione preliminare che deve essere fatta ogni 2 anni, anche se il rischio permane basso. Prego, vai avanti che così. Questo è un po' lo schema che va nello specifico a definire che cosa bisogna fare. C'è sicuramente una fase di valutazione preliminare, oggettiva, necessaria, e come vedete si prendono in considerazione gli eventi sentinella, che sono proprio indicatori oggettivi, ossia che l'azienda li ha sicuramente gli indicatori degli infortuni, ha sicuramente le assenze per malattia dei propri lavoratori, ha sicuramente il numero di cessazioni, poi ci sono i fattori di contenuto. I
fattori di contenuto, ossia i carichi, i ritmi di lavoro, l'orario di lavoro, i turni di lavoro, sono comunque sempre cose ancora certe. Poi ci sono fattori di contesto, i conflitti interpersonali, la percezione delle relazioni verticali, orizzontali. Sicuramente tutti questi tre indicatori danno un valore numerico che può essere confrontato con degli altri standard di riferimento e appunto rilascia questo bollino, un rischio basso, medio, alto dell'organizzazione. A seguito di questa valutazione cosa si vanno a proporre? Degli interventi, ovviamente quando il rischio è medio e alto assolutamente, degli interventi migliorativi correttivi. Ecco, già qui mi fermo e volevo fare un appunto. Gli interventi della valutazione rischio stress non possono essere, diciamo, così stabili, fissi per ogni azienda. O meglio, mi spiego meglio, quando noi andiamo ad intervenire, l'intervento deve essere una promozione di una cultura aziendale, di una formazione un pochino più adeguata e quindi calata nell'azienda. Non si può non si può fare un intervento, come dicevano prima anche i miei colleghi, scollegato rispetto all'organizzazione in cui ci si trova, bisogna sempre calarla nel contesto e sicuramente questo lo si fa coinvolgendo i lavoratori. Poi appunto si prosegue con la verifica dei risultati e sempre la commissione consultiva prevede una valutazione approfondita qualora appunto nemmeno gli interventi portassero ad abbassare il rischio o comunque ad una situazione un pochino più stabile. Prego. Ecco allora che ritorno a parlare di questo strumento che noi psicologi abbiamo, ossia la rete di ascolto e di intervento, che vi dicevo è nata dalla collaborazione di 5 università. Il servizio IF Informazione e Fiducia è un'equipe di professionisti, di studiosi, di professori, di tecnici di questa materia che si propone proprio di aiutare le aziende, quindi di collaborare le aziende per un monitoraggio continuo del disagio lavorativo, organizzativo, ma anche della promozione del benessere in azienda, quindi con aumento della performance dei lavoratori. È importante appunto che questo sia un aiuto esterno, mi sento di dire, proprio per garantire la fiducia, la trasparenza dei risultati e comunque il contributo importante che può dare un'equipe di professionisti ad un'azienda. Prego. La rete, il vantaggio di avere questa rete, di costruire questa rete e di utilizzare questa rete è sicuramente tanto un adempimento di legge, quindi perché va a rilevare gli eventi sentinelle, i contenuti del lavoro e il contenuto del contesto e questo sicuramente dà una mano, un valore aggiunto all'azienda, ma anche raccoglie altri tipi di informazioni, ossia elementi di costruttività organizzativa, che a differenza di altre situazioni gli elementi di costruttività organizzativa perché si verifichino in azienda basta solamente che capitano una volta e quindi o li sappiamo gestire oppure nasceranno delle criticità evidenti e croniche e anche altre dimensioni specifiche come la soddisfazione, o dicevo prima il presenteismo, l'invecchiamento nel senso di età anagrafica ma anche di ruoli organizzativi. Prego. Tutti questi indicatori che vengono raccolti attraverso questa rete, quindi la raccolta di questi indicatori oggettivi, soggettivi, intersoggettivi, ovviamente vengono analizzati dalla rete in un modello scientifico attendibile dove, vedete, ci sono le variabili organizzative che vengono prese in considerazione, il clima, la cultura, la mission, il carico di lavoro, i stili di leadership, poi le caratteristiche delle persone, il genere, l'età, la resilienza, la self-efficacy, l'ottimismo, le strategie di coping della persona e ovviamente avremo la rete elabora quali sono gli effetti per l'organizzazione e per la persona stessa. Questo sicuramente è un contributo importante, vedete, va oltre l'adempimento ligio della valutazione rischio stress lavoro correlato, perché proprio è insito in questo rischio il fatto di essere un rischio mutevole, di essere un rischio instabile, per cui non si può fare una fotografia certa, precisa e stabile nel tempo. È proprio la variabilità di questo rischio che porta l'azienda e questa rete d'ascolto ad essere un continuo interfacciarsi l'un con l'altro proprio per sopperire a questa situazione. Quindi la rete di ascolto e intervento, vediamolo nello specifico, che cosa fa?
Allora, all'avvio del servizio vengono informati tutti i lavoratori, tutti i livelli, tutto sostanzialmente l'organigramma, quindi gli aventi causa, tutto. Si cerca proprio di comprendere tutta l'azienda. La parte sicuramente principe di questo strumento è la partecipazione e la condivisione dei risultati. Quindi vedete, la rete instaura un rapporto continuativo di interazione e collaborazione di fiducia con le figure coinvolte nella prevenzione e nella gestione del rischio. Poi c'è la vera e concreta parte di ascolto da parte di questa rete di ascolto, ossia come avviene l'ascolto. L'ascolto avviene tramite l'utilizzo, non so, di un numero verde, piuttosto di una mail, piuttosto di una piattaforma intranet dell'azienda, dove appunto vengono raccolti quali possono essere i disagi che i lavoratori propongono, sia per quanto riguarda il loro lavoro, ma sia di percezione proprio a livello organizzativo. Ovviamente viene garantito l'anonimato e il rispetto della privacy per tutti quanti. La rete di ascolto poi una volta trimestralmente raccoglie questi dati e li ripropone agli aventi causa in azienda, quindi in un continuo confronto si interfaccia con il gruppo di lavoro, il gruppo di gestione di questo rischio, proprio per dare un contributo attivo e proattivo, nel senso proprio si fa promotore di questa comunicazione che deve essere bidirezionale, quindi, e attraverso appunto l'elevata professionalità e scientificità degli esperti ne garantisce comunque degli interventi che possono essere sicuramente di valutazione e di prevenzione e riduzione del rischio, ma possono essere anche interventi secondari, quindi diretti al potenziamento e allo sviluppo delle risorse umane già esistenti, o addirittura terziari o con una promozione di una riduzione del disagio personale e organizzativo. Quindi, quali sono i vantaggi di una rete di ascolto e di intervento? Vedete, i vantaggi sono spalmati su tutta l'organizzazione, dai vantaggi per il management, i vantaggi per i lavoratori e anche il vantaggio per il datore di lavoro e per le figure coinvolte nella gestione e valutazione di questo rischio. Perché per il management c'è una possibilità di intervenire in modo efficace e senza dispersione di risorse e energie. In primis è questo, nel senso che si dà proprio un contributo effettivo e tecnico sulla tipologia di azienda a cui si rivolge, per cui non sono più, come abbiamo detto prima, degli interventi generali e comunque di ampio spettro, ma si può calare, ci si può appunto proprio dedicare all'organizzazione all'azienda in maniera specifica, e questo ovviamente sicuramente favorisce l'organizzazione. I vantaggi per i lavoratori sono proprio quelli di comunicare tempestivamente il loro disagio e le loro situazioni di stress che provano all'interno dell'organizzazione. E mentre appunto per il datore di lavoro sicuramente è un contributo costante per l'applicazione della normativa vigente, ma non solo, un monitoraggio efficace. Ecco, ho detto tante volte questa parola monitoraggio e prevenzione, eccola qua che ricompare. Prevenzione perché appunto l'organizzazione attraverso la messa a punto di questo strumento, sia la rete di ascolto e di intervento, va a porre la propria attenzione su quelle situazioni affinché non si cronicizzino, quindi affinché il disagio organizzativo non diventi proprio un costrutto fondante dell'azienda. È sicuramente un rispetto, nel senso che il rispetto e quindi la presa in carico da parte dell'organizzazione del disagio e di quelle situazioni che sono problematiche all'interno della propria azienda è un'assunzione di responsabilità da parte dell'azienda, ma anche di collaborazione con gli stessi lavoratori appartenenti a essa. È benessere organizzativo, perché comunque una condizione di benessere organizzativo dove noi appunto vogliamo portare i nostri lavoratori a vivere, a condividere la dinamica organizzativa, questi lavoratori riescono a concentrarsi, a dare di più, a produrre e a essere più efficaci nell'ambiente di lavoro. È performance perché vuol dire che favorisce il potenziamento delle qualità. Dicevo prima, il fatto di vivere bene all'interno di una propria organizzazione, di avere
di sentirsi sostenuti, di sentirsi compresi, di poter dire la propria e quindi di confrontarsi, sicuramente questo fa dell'azienda una situazione che il lavoratore, abbiamo prima parlato di commitment, sicuramente si sentirà coinvolto e si sentirà partecipe della mission, della vision dell'organizzazione. Quindi, sintetizzando, e qui concludo, la rete di ascolto e di intervento come punti di cardine ha sicuramente l'affidabilità, l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la semplicità, perché attraverso una rete di ascolto e di intervento in azienda, raccogliendo quelli che sono i disagi dei lavoratori e poi restituendoli a chi di competenza e gli aventi causa in azienda, questo favorisce una comunicazione bidirezionale e quindi di supporto sia per i lavoratori che per l'azienda stessa. Grazie.